Ok, allora, noi siamo in live. Il dottor Castle mettiamo anche un pochettino di atmosfera celestiale Certo, abbassando un pochettino le luci, anche perché comunque è un one shot. Tornato tutto. Ok, allora, je suis prompt. allora, avverto il dottor Va Mercury. benissimo. Via. Quale è completato. Marvel Special Presentation. Via. Attenzione. Disney Marvel, perché quello dell'anno prossimo non lo fate su personaggio su cui molti stanno chiedendo un film, Gianmarco? No, non arriva. C'è un'anatra nell'universo Marvel che non ha No, avuto guarda. ancora lo giusto spazio. Mi sembra il momento di rifare qualcosa su quel fatto. Se prima di lottare zombie, questo è un prequel Allora, questo ho detto, se è giusto, è ambientato fra la tra le due prima e la stagioni di seconda Daredevil. stagione. Sì, cioè, noi l'abbiamo visto nella prima, poi lui è andato. È andato a fare i I cazzi cazzi suoi, su. come è giusto che sia. Certo, certo, cioè cazzi sua C'ha alla la sua fine. storia da portare Frank avanti. Castle ha sempre fatto i cazzi sua. C'ha un elenco bello lungo lui, hai capito? Fa da fa. La vita complicata. La sta complicando ancora di più, Sì. però va bene. Fratello, è normale che poi vomiti l'anima, però poi 2 secondi e stai in piedi. No, sei scocciato, sta togliendo tutto da me. Via, è finito. Momento Frank Castle. No, è finito. È finito già, già, ma questo è. Già finito? Sì, sì. Ah, vabbè. Spider-Man, dov'è? È sempre più palese la domanda. Vabbè. No, ma questo è club segreto, non puoi entrare qua dentro. È piccino.
O si apre la porta e ti tirano dentro. Ma stava per i cazzi suoi, ma state bene. Ma tu non stai bene. Ah, i fratelli del cazzo sono questi. No, no, no. Ma che No, gesto disumano. Ma tu non stai bene. no. Ma no. No, poverino. Ma no. Buonasera. Buonasera, Cacca. Gabri. È in periodo... Vabbè, vabbè. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, noi siamo pro alpini, quindi nessun problema. Ci stupiamo che tu le conosca comunque. Sei una fonte inesauribile di novità, Gabri. Lui sta flippando completamente, come suo solito, tra l'altro. Classico di Frank Cassis. No? Ah, no, questo è per farsi un controllo. Lui si controlla così. Check. Doppio check. A posto. Pochino sì. Pochino d'aiuto. Ma giusto pochino, eh. Non è che vogliamo sminuire i tuoi traumi, la No, famiglia, gli amici, però, capi? assolutamente. Oggi noi siamo persone del bene, persone del popolo. Se tu continui a fare questa vita dove distruggi e spari mitra, bomba a mano, trick track, eccetera, eccetera, in giro come se niente fosse, e trovi persone che ti sparano a loro volta, forse, capi? Però proteggi i giusti, fai quello che altri Bravo, non fanno. bravo. Infatti lì mo si metterà qui nel quartiere, patapim e patapam, e si risolve un attimo la situazione. Yeah. Quello mo deve solo avvicinarsi a lui. Ah, questo è il signore di prima. Ah, qualcuno sta facendo fuori tutta la famiglia Gnucci. No, Mm. Ah, ok, sembra che sia stato lui. Mm, così dicono.
spada per quello che prendi. Se rispondi e spari, poi ti spacca la testa. Questo è un altro discorso. Sta bello per i fatti su. Eccola. Che lo stavi guardando? Oi, vedi, poi giustamente. No, Jimmy, No, stai, no. stai lontano, Jimmy. Oh no, Gianmarco, eccolo. No, Frank, allora, questa la devi un attimino. Stanno rovinati comunque. Allora, che posto di merda, dove cazzo è sto zona? Oh, c'è la polizia, attenzione. Polizia torna indietro e se ne va perché giustamente qui non ha più potere in nessun modo. Minchia, è durata poco l'auto della polizia, ma è proprio allo stato brado sta zona. È per questo che Frank non lo trovano, che sta qua. Ok. No, non è un posto tranquillo questo, Gianmarco. No, così è mugnato. No, non stanno così a No? Pugnano, No? dai, no, non esageriamo, No? no. Siamo seri. Marana lui, No, neanche, Gianmarco. qualiato. Da che è uscito a che ha fatto 5 passi si sono iniziate a vedere macchine della polizia bruciate, persone che venivano rapinate in pieno giorno, un'auto che è esplosa poi della polizia e quant'altro, da pistole sono passati ai mitra, in neanche 10 minuti di camminata, ma Sì, fai buono? sì, No, 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 qualiato. no, no, ma assolutamente no, Poi scopri il caso. ma neanche. Vabbè. La mia domanda resta sempre una. Dimmi, caro. Spider-Man che cazzo sta facendo? Cioè, hai Eh, capito? C'ho ancora qualche no, lui dubbio. non c'è. Non c'è. Sta in Vabbè, vacanza. sta in vacanza. Vabbè. Ah, è che lui dopo il film precedente, tutti hanno dimenticato lui chi fosse. Se l'è dimenticato un attimo pure lui, quindi non sapeva di nuovo di avere i poteri. Ci sta, Ok. ci sta. Canon. New York tra questo e quello fatto da Kingpin sta misa a merda Sì, comunque. questo era poco prima alla Va fine, bene. quindi sì. Tu comunque veramente hai bisogno di uno psicologo. E non stai bene. No, Frank, abbiamo un'altra quarantina di minuti da riempire. Non puoi farlo. No. Tu puoi spiare un film che esce a breve. Quindi non. No. Non puoi morire, bro. E questo è un prequel e No, il non film è un ancora. sequel. Quindi sei vivo in ogni cazzo. No, Frank.
Frank sta iniziando ad avere l'incubo. No, sta flippando. Sta flippando ad un livello successivo. Vieni spesso al cimitero, tu ti sa chiappacca a Spider-Man ogni tanto. Anche lui viene spesso. Tanta gente da trovare. No, hai un attimino abbassato la pistola. Ehi signore, ha bisogno di aiuto? Io sono Peter Parker. Dobbiamo affrontare il trauma, Frank. Non puoi vivere così, Frank. Non si può vivere così. No, è al momento un attimino. Però ottiene dei risultati. Nanni, tenuto alla caccia. Ok. Lei è una Gnucci? Bambino, attento. Bambino. No, è entrato in casa il bambino. Tutta... Ehi. Mm. Sta meglio di me. Aspetta un attimo. Quindi sono loro. Ah, non so. Troppa, troppa. Lui risolveva parecchie cose, sì. Sì. Andava fino in fondo, giustamente. I casi vanno analizzati per bene, Gianmarco.
Hai sbloccato trauma. Sì, Sì. sbloccato proprio. Sì, No. Eccola, eccola. Forse era quello che faceva nella serie su Netflix, l'altra serie che era uscita di The Punisher. Qualcosa che ha fatto adesso di recente? la verità. Punisher me lo ricordo un po'. E qui è lui, quindi ok, sei stato tu. Poi non ha detto più niente. Sputato in faccia. Signora, signora, ecco, non facciamo il casino qua in mezzo, dai. Ah, quindi c'è The Punisher chiuso in una sorta di Battle Royale con tutti che lo vogliono far Si fuori. chiama John Wick. Vabbè. Letteralmente. Quindi tante mazzate. John Wick 2 questo per esattezza. E 3. E anche 4. Spara la vecchia per Va mandare un bene, messaggio. non lo farà esce già in un prossimo film, signora Mnucci. Va bene. Va Ok. bene, già ci sono un paio di scagnozzielli, mettiamola così. Ah, ok, stanno arrivando anche gli altri. In questi modi vengono a pushare fino a dentro casa. Tocca massacrare ora. Conosco la voce. Sì. Fine della città, mo non esageriamo, dai.
Eccolo, sono arrivati i primi. Questi sono gli antipasti. Si prosegue? Sì, cioè, scusami, si comincia. Frank ha preso il coltello, manca la forchetta. Iniziamo con l'antipasto. Signore, sta sbagliando porta lei. Non è di là, ragazzi, state sbagliando. Sta povera signora che si trova la gente così in casa. No, 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 addirittura. Stavano fuori la porta. Sì, sì. Eccolo qua. Uno, due. Ce l'hai proprio sotto, ce l'hai, eh? Ghost Rider. Ghost Rider! Ha switchato PG, lo zi. No, è Sanji. Diavolo Ok, Jump. si è attivato. È partito così. Sì, quelli mo sono morti già. Lui è il primo. Ah, bello in faccia. È entrato in tuffo, Gianmarco. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. E ci siamo. Ah, Pamuk, Ehi. tu non parlerai mai più, proprio in generale nella vita. Ah, no, 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 no. Gioco di mazza, gioco di villano. Poi io rispondo, sono io il cattivo, capito? Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ok. Ah, Ecco. Bella. fatto. Bella. Oh no. A posto. John Wick, proprio scena John Wick, Sì, sì. perfetto, bello, vai Frank, che cambi pure arma, pam, che meraviglia, sì, no, ah, ok. Vedi, a differenza di un The Boys dove la testa scoppiare te la fa vedere, qui il senso di violenza con la scena comunque c'è stato e questo è il livello. Assolutamente. Non credevo da Disney così tanta Di speciale sul Punisher deve essere fatto bene. No, bravi. Hanno rispettato il personaggio, toh. È stata bella diretta come Ma scena. avrei con Spider-Man, poi. Là è un altro discorso. Troppo per queste cose qui è meglio più un prodotto del Sì, genere. lui da solo a farsi Che riescono a dargli tutta la libertà in un certo modo anche perché lo merita il personaggio. assolutamente. No, lo No, sì, ma no, ma perché te la prendi con loro? Sì, sta iniziando a fare i piccoli upgrade, Gianmarco. No, ehi, ehi, ehi. Ha buttato lo scudo, Gianmarco. Quest'altro è caduto da solo. si è ammazzato almeno 30 persone. Siamo quasi a metà, se ci vedi.
Ma Lo l'hai vedo. visto? L'hai visto proprio? Guarda, benissimo. Madonna. Perché lei, Tio Mo salgo per vederlo, l'ha visto? È proprio l'ultima cosa che ha visto. No, Frank, prendi munizioni. Ecco qua, a posto. Vedo che poi si fa le munizioni infinite, può fare tutto. Fatto, cambio. Mamma mia. È uno stage di una campagna di COD, cioè... Sì, Fortissimo, Frank. Veramente fortissimo. Sì, la porta. Sta. se zona boss finale. Eh... Questo è fine stage. Però mettiti in copertura, figa. Ah, No, preso di striscio, non va. mitraglietta. Ah! Vedi Ascia? Ah no, per prendi mitra. Ah, ma che No, cazzo è? no. Ah, grande. Rotto, rotto, spaccato, rotto. Ah! Aglia. Proprio combatte, proprio come un cazzo di brutto lui. Certo, era in trappola. Oh no. Allora, non fa benissimo, però meno male. Sì. Diciamo che però superpoteri non ne ha, quindi in No, lui è teoria molto si dovrebbe resistente. essere fatto comunque per È molto male. molto allenato, però Però, se finiva a terra lì vabbè, così, questo è Marvel Power, cioè, sì, alla fine tutti un po' ce di l'hanno. certo se finiva sul era un casino. Anche il Invece nostro lui, amico Matt tutto qua. Maddock lo fa. Loro guardano, salve. Infatti. Siamo penso sulle 50-60 persone. Oh, ne ha risparmiati due, aspetta. C'avevano il ferro, vuol dire. Ma perché butti l'amico? Ma Ah, no, no, questo è proprio sì, cioè, che rimbalzo cazzo? proprio bruttissimo. Ah, però lui ce la fa. Cioè, ma lui ce la Vabbè, fa. ci sta. Noi morti schiattati Questo là è a il livello terra. John Wick, infatti. È proprio il livello John Wick. Che ci azzecca comunque col Sì. tipo di personaggio che è Ho Frank detto, Castle. lui e John Wick insieme sarebbero una grande squadra. Eccola. Ah, ehi, ehi. No, il signore del negozio. No, e mo stiamo arrivando proprio al punto massimo. Pure la guardia del corpo. Pure l'autista. Eh no. La bambina ha bisogno di aiuto. Vai, Frank. Frank, poi la prendi. Frank, poi la prendi. Bravo, Frank.
Sta caricando come un bufalo, sta caricando. Chi si mette davanti è Muore. spacciato. Cioè, eccolo qua, lui è il Ah, primo. ok, Ah, va grazie, bene, grazie, grazie. caro, grazie assai. Grazie mille. Prendiamo pistola, a posto, problema risolto. Riparte la caccia. Pam, 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 e pam, Ecco ecco qua, qua. a posto. Po- pa- Merda, è cazzo, voi siete stati mandati qua per prendere lui, stiamo a fare una rapina in un bar così che non c'entrava niente, e ve lo siete Poi gli trovati. sta riportando il cranio alla forma di una sottiletta. Sì. Ah, ah, top. Non guardare, No, non sì, non guardare, cazzo. guardare. Non guardare. Ah, questa fa male. Anche Ecco qua, questa fa fatto, male. fatto. Dici tu, l'ha fatto per non farlo soffrire. Sì, sì. Poteva di base non dargli quel colpo tremendo, però a questo punto, dai, è stato gentile. Va bene, bambina? Dove è uscito lui? Porca vacca! No, lui è pesantissimo, No, Gianmarco. ma poi ha messo un cacciavite in petto. Ah, e mo ci divertiamo. Ecco qua, tang de tong. Cazzo di croviera ti faccio diventare, figlio di puttana. L'ha preso. Ma Tozzi lo sta bucando in tutti i Sì, punti del corpo. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Madonna bambina, tu continua a non santissima. vedere perché no, Porca no, vacca. bambina, non guardare. Vai a fare amicizia con Deadpool. Quello è pronto per te. Vabbè, Allora, questo questo dobbiamo vedere un attimino di proprio toglierlo, una seconda. Frank. Sì, questo non si muove mai più. No, chi lo toglie il cadavere là per far pulire il tutto. Ah, ok. No, capì? Ah, è bello lungo. Mazza roba. Ah. Ah, ok, Bambina che no. ringrazio. Immagini che tu, pum. Meno male che l'ha controllata perché sennò. Così voi me ne andrei. Ma Capisci devi che vedere se c'hanno i soldi per no, trasferirsi in un altro quartiere e no, come quant'altro. me Come fa? dormi in da macchina, ma meglio inizi campo cacca. Marco, a me mi sono usciti dei video oggi su persone che compravano nei centri commerciali d'America e quant'altro. Ho visto una confezione di Rice Krispie Seal, riso soffiato, i cereali, stava tipo sui 9-10 dollari, una cosa del genere. Non è facile Capisci? muoversi un attimino in America con i prezzi che c'ha. Mi ha regalato un pottolo, pure di pottolo. Purtroppo la polizia ha provato pure a intervenire nel quartiere, però 2 secondi gli hanno bruciato la macchina. Che gli vuoi dire? È stato un piacere, oppure sfogato un po'. Però mo ti devi rimettere un attimino in sesto. Eccolo. Sì, l'ho preso proprio in piedi. Ok, sono arrivati un po' di guardie, dai, turbo guardie.
Chiave dell'appartamento di Spider-Man. Non Vieni a penso, trovarmi, c'è scritto dietro la chiave. non penso, Dai. però magari potrebbe essere. Conosci? Bravo Frank. Che mo t'hanno messo la taglia sulla testa, quindi. Sì, guarda. Cazzo che poi ci dai? No, niente. Sicuro. 9 e tre quarti. Eccola, Eccoci qua. è tornato. Sì. Sì. Si è fatto anche il capello, si è fatto. Allora, tu hai rotto il cazzo. Fai il bravo adesso? Dire qualcosa? Vuoi provare a fare qualcosa? Non è un Aspetta, problema. lo fermo subito. Un attimo. Non Ecco me ne qua. fotto proprio. Non esiste il ti supplico. E beh, devo dirti la verità, Gianmarco, devo dirti la Non ha verità. rubato niente. Va benissimo Serve. così, guarda. Manda tu un messaggio al dottor Mercurio, c'è il telefono a caricare. Allora, vediamo se per caso c'è qualcosa. Serve a niente. Quindi c'è No, l'ultima Nucci che lo sta cercando, c'è ancora un obiettivo. Abbiamo già visto Daredevil rinascita. ok. Allora, Gianmarco, che cosa ne hai pensato? Proprio bello, sinceramente. Allora, io me lo sono vissuto proprio così. Se, ripeto, se ci fosse nei piani futuri l'idea di una bella serie sul Punisher, questo, questo come pilot di un'eventuale serie sarebbe perfetto. Non si ruba Cioè, niente. niente, Parte, niente. voglio andare avanti. Massacro, godo. No, cioè, Massacro indiscriminato, fine del massacro, realizzazione, massacro, caratterizzazione del personaggio fatta a modo. Punisher tornato, ristabilito, gerarchico proprio. Arrivato, taglio di capelli, fresco. Io la vidi ai tempi, dottor Mercury non mi Questa ricordo un qui cazzo no, io mo ho praticamente. intenzione di recuperarmi le vecchie trovando un pochettino di tempo, però come stava dicendo pure Gianmarco, come pilot questa per The una nuova Punisher serie rinascita. The Punisher Born again. Reborn, No, Born again, dico anche questo. ma assolutamente sì con questo tono, con questo mood, ma sì, sì, ancora sì. Mi esce una serie alla John Wick praticamente, ma io me la vedo Quando tutta. esce la prossima puntata di questo? Quando esce la prossima puntata non c'è, che è Ma uno era special. un evento unico, porca la miseria. Marvel special.
tutti i personaggi e quello che diceva anche Ah, la erano là, filastrocca si ok. vedevano là. Perfetto. Ok. Quindi Quindi ricanonicizzato comunque tutto. l'operazione è quella di riprendere quei personaggi e renderli di nuovo attivi e in maniera coerente e corretta. E va benissimo così. Quindi, mo che abbiamo finito la puntata, lo special, Sì. prima stagione, Ok. Daredevil, incontrano Frank. Ad anche tu, mio covo. Ok, ciao Frank, ciao. Finisce prima stagione. Lui si mette a fare questo in questo quartiere che... Lui c'era andato un attimo a riprendere un attimino in esterna. Mentre stava in esterna, questa giornata si è svegliata, è andata a fare colazione, è apparsa la signora Gnucci. esatto. Frank è a morire perché hai ucciso la mia famiglia. Ti ho messo una taglia sulla testa. Torna, settato adesso di nuovo. 754 morti nel frattempo. Stagione 2 di Daredevil. Ok. Funkel, Funkel, un colpo alla paraplegica però ci poteva stare, sono d'accordo, almeno una buffa alla paraplegica gli ha dovuta dare. Gli lanciava qualcosa mentre era in auto che se ne stava andando. Fine Born Again, Spider-Man. Esattamente. Esattamente. Quindi lui Perciò dovrebbe nel avere trailer si vede lui già bello col capello sta tutto nuovo, bello con la sistemato. tuta e tutto. Perfetto. Giustamente il personaggio alla fine della prima stagione di Reborn doveva un attimo riprendersi, doveva continuare, se n'è andato a fare i fatti suoi e mo è successo questo che può essere tranquillamente portato comunque avanti. Carmine, Gianmarco non ricordava, penso che tu ricordi un attimino meglio, sta cosa della famiglia Gnucci sì, l'ha era detto prima. qualcosa, anche quello, il tutto collegato a quella serie lì? Quindi diciamo a chi gli è piaciuta quella serie all'epoca, dopo anni si sta trovando un No, attimino questo è bravo. anche una sorta di continuazione. È un grande Punisher comunque John Bertal, mi piace molto, sinceramente. No, ma un'altra bella serie così. Sì, Faccio tu cazzo. sì, Di corso. sì. Vorrei capire, mo ho detto, in Spider-Man quanto... Era più incentrato sui suoi ex amici Marine Ok. morti. Ok, ok. Bisogna vedere mo quanto lo fanno sfogare nel film. È vero che boh, sarà un accompagnamento lui, non sarà Ci principale. uscirà giusto un paio di volte così. Però in questo film c'è sta Spider-Man, Punisher, 99% Jean Grey, perché ormai si è capito che sia di sì. È Jean Grey, Così sembra. l'ex fidanzata cosa Zendaya, l'amico suo, o fidanzato nuovo che quindi te ne pure la trama che la fa. Non ci dimentichiamo A la scena in mutazione. Daredevil Rinascita che lui, Matt Murdock, è in prigione adesso e c'è Matt quella Murdock in prigione, prigione. quindi noi abbiamo detto Io vedere che... credo che mai come stavolta in realtà non uscirà. Io sono abbastanza sicuro a sto giro. Però c'è Però ci anche la sono anche famiglia loro. Nucci. Ok, quindi comunque è prendere quel vecchio universo Sì. morto delle serie Netflix e lo stanno un attimino riportando di qua. E così ci sta. Mica, questo è proprio... questo. Ha fatto un massacro, ha ucciso penso fare le 70 e le 80 persone probabilmente in questi Perché 40 il minuti. personaggio è questo. Sì, Punto. è Bello Punisher semplice e che tranquillo. fa, Non c'è punisce. altro da dire. Bello. Questa proprio veramente un bijou, un bacetto, un fiocchettino. C'è semplicemente da rispettare i personaggi originali da cui sono tratti questi personaggi e dai fumetti, prendere quello e trovare il modo corretto per portarli a schermo. Se sono così e vengono portati così, rivisti in chiave moderna e con sto formato di serie, format, special o quant'altro di 30-40 minuti che effettivamente anche portati come serie stanno facendo uscire delle serie un attimino Sì. anche meglio di alcuni film, diciamocela. Sì, vabbè. Disney, questo devi fare. Brava. Ancora. Continua. Poi con gli special puoi fare tutto il cazzo che ti pare. Quindi, Potrebbero giocarsi la roba degli cazzo, special. introduci nuovi personaggi. Ecco, hai fatto ma questo di The Punisher. Se alla gente piace, fai una bella serie, c'è più persone che ti vengono a vedere Disney Plus. Tira fuori qualche altro personaggio dal cilindro e fai un bello special fatto così.
Questo è stato proprio bello. È stato un bello speciale sul personaggio, all'effettivo. Ti ha fatto un piccolo avanzamento di trama per il PG che è successo in questo Storia frammento. che nasce e muore. Fatto. Lui è pronto, è tornato. Qualità scenica, che cazzo te lo dica a fare? No, no, fatta molto Coreografie, bene. scene d'azione, minchia, che lui è The Punisher e l'abbiamo già detto. Ma meglio di questo, che cazzo vogliamo di C'era più? anche uno dei poliziotti che si è visto in Born Again. Non ci ho fatto caso. Mm. Chi era, dottor Me? Stanno facendo il Marvel Cinematic Universe fatto bene, anche Manca. usando le serie in un certo modo. Ah, nella serie di Netflix. Ah, ok, perfetto. No, allora non ricordavo. Ma avremo Spider-Man Mo dobbiamo vedere e Spider-Man e poi si poi arriva a Natale, poi viene Natale. It's Doom Time. Sì, Poi là si deve un attimo capire e siamo sempre nell'attesa del famoso trailer, ma giusto per capire un attimo. Poi, questo me l'hanno almeno vedere, sì. monitor. Ok, ok, quante puntate sono? Circa. Devi dire, ce È l'hanno? qua, sì, 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 è Ah, questa qua, questa qua. 13 puntate. io l'ho vista ai tempi, ma mi ricordo veramente un cazzo di sta roba. No, questa qui no. Però ecco, così sono pure su 2 stagioni. Ok, allora, dottor Mercury, noi ce ne andiamo a Cocar. La Sì, ringraziamo della sua venuta 2 volte e ci sentiamo nei prossimi giorni. assolutamente sì, con immenso piacere. Noi abbiamo addocchiato un'altra serie su Prime prima, una cosa dove dobbiamo dare un attimo un'occhiata e le facciamo sapere. Sì, Buonanotte. buonanotte.